Bene, amici bellini, è il momento probabilmente di parlarne, le notizie si rincorrono e si fanno un po' più insistenti, quindi mi sembra il caso di parlarne un po' tatticamente. Andiamo a vedere nello specifico questo signor Galtier. Vabbè, cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Rocker Valerio, che poi sarei io fondamentalmente, ma vi giuro che non sono io che mi sono autoiscritti al canale, siete voi che vi iscrivete al canale e lasciate i like, bei like, belli potenti, belli di approfondimento. Per l'approfondimento faccio un ringraziamento pubblico ancora una volta a Paolo Del Genio, che ieri mi ha onorato di una menzione mentre si parlava di Paolo Sosa. Paolo è stato molto carino, perché poi se guardano tutto quanti i video lo sappiamo, però non tutti poi citano la fonte. Paolo è talmente grande ed è talmente umile, perché solo i più grandi sono umili, che non dice mi sono andato a studiare questa cosa, dice Valerio Fluido sei andato a studiare questa cosa, io la riporto e la spiego, e quindi sono onoratissimo, e andremo a trovare Paolo probabilmente domani su Telecapri. Per quanto riguarda Paolo Sosa, quindi l'abbiamo analizzato, lo abbiamo accantonato fondamentalmente, perché si parla con tutti ma non si firma con nessuno, e andiamo a vedere un pochino nello specifico Galtier, perché è un allenatore che secondo me potrebbe essere il profilo giusto per una serie di discorsi e di motivi. Ora, per vedere un pochino il Lille che vince il campionato, perché fa notizia in un campionato che viene dominato dal Paris Saint-Germain, da soldi incredibili. Non vi siete iscritti al canale Telegram? Iscrivetevi al canale Telegram, così non vi perdete gli short che io poi posto sul canale Telegram tra Instagram Azzurro Fluido e YouTube Azzurro Fluido. È importante che siate iscritti. Insomma, quando una squadra batte il PSG fa notizia e bisogna analizzarlo l'allenatore. Andiamo però a vedere, perché è difficile fare l'analisi senza aver visto le partite, e poi ti devi fidare un po' dei moduli che scrivono i vari addetti ai lavori francesi, e onestamente io ho visto la qualunque fatta anche dai vari Sky, dai vari DAZN, mettendo moduli strani e sbagliati, quindi dobbiamo prendere con le pinze quello che vi faccio vedere e anche analizzare un pochino che squadra aveva il Lille nel 2020-2021. Ricordiamo che erano orfani di Osimhen, e infatti qua lo vedete, c'è Oressis Karnezis come secondo portiere. Poi vedete qua mi sono segnato un po' di giocatori che sono anche familiari per noi. C'è Selic che adesso è nella Roma, Diallo, c'è Fonte che è il capitano, il difensore, Bamba, poi c'è Jonathan David che ovviamente diventa un tema qualora dovessimo perdere Osimhen, e a questo punto salgono alla subito con Galtier arriva anche Jonathan David. Appena esce la notizia mi scrivete in privato, assolutamente. Iconé della Fiorentina, e poi ricordiamo che avevano Mike Maignan in porta, mica poco, e il Lille comunque, dal Lille secondo me più che il... gli allenatori ti devi andare a prendere lo scouting, ti devi andare a prendere il direttore sportivo, perché questi qua trovano sempre tra Leao, Osimhen, Maignan, trovano sempre gente che poi fa il loro exploit e diventano fortissimi. Renato Sanchez, vediamo Timothy Weah, Soumaro e poi altri. Insomma, questa squadra oltretutto però bisogna dirlo che il buon Galtier ha avuto il Maz. Poi nei commenti sotto mi potete scrivere hashtag serve il Maz, che però si è ritirato dal calcio giocato, quindi non possiamo usufruirne. Comincia con un pareggio l'avventura che poi porta allo scudetto del Lille. Anche questo bisogna tenerlo presente, quando poi arriverà magari una steccata e voi dite già stiamo perdendo. Calma, si comincia con un pareggio, poi una vittoria, poi un altro pareggio, quindi non hanno cominciato benissimissimo. Però poi arriva anche la vittoria contro il Paris Saint-Germain. All'andata fanno 0-0 e al ritorno
vinceranno 0-1 in trasferta. Quella partita adesso la analizziamo anche tatticamente. Sfizioso vedere anche come l'anno prima, l'anno in cui c'era Osimhen, dove si posiziona il Lille, si posiziona quarto in classifica. Adesso voi mi direte, ma come 49 punti, solo così poco? Perché era l'anno del Covid che si interruppe, quindi il campionato, diedero lo scudetto a Paris Saint-Germain e lo hanno tutto cosa a Miez. Arriva quarto il Lille là. E quindi questa situazione è difficile da analizzare, ma c'è un'analisi tattica su questo Lilla che adesso andiamo a vedere. Renato Sanchez, ovviamente, giocatore importante, il Mats, Selic, e poi ho cercato un pochino di formazioni contro il Paris Saint-Germain, perché poi sono le partite dove il Lille magari che si sente anche forte, però contro i vari Kin, Di Maria, Rafinha, Verratti, Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Navas, là devi fare un pochino la squadra piccola che riparte, e in questo caso vediamo una formazione che assomiglia a un 4-4-1-1, ma potrebbe anche essere letta 4-2-3-1 con Iconé, che in questo caso è sulla destra, e Bamba sulla sinistra, che possono essere considerate delle ali offensive. Quindi questa è una prima situazione tattica di Galtier. Altra situazione, questa è la vittoria contro il Paris Saint-Germain, e lo vediamo con uno schieramento che qua viene portato come 4-4-2, lo vedete, e c'è Renato Sanchez che poi è il giocatore chiave, è il mediano che poi va anche sull'esterno, però è ispirazione di gioco, e intorno a Renato Sanchez si devono muovere tantissimo i vari Koné, i vari David, per ricevere il pallone e per spostare, poi per non dare punti di riferimento a questo Paris Saint-Germain. Poi ci sono anche sconfitte, che non è che poi le ha vinte tutte Galtier, in questo caso perdono 3-0 contro il Paris Saint-Germain, e qua lo vediamo ancora con un 4-4-2, però Timothy Weah, giocatore molto offensivo, in questo caso lo portano a destra. Insomma ragazzi, ci dobbiamo un po' fidare. Io ho preso una situazione di gioco che adesso vi faccio vedere, e se andate a vedere poi quello che ne dice, insomma Wikipedia dice che insomma le caratteristiche: ampio uso delle verticalizzazioni, compatte, squadre compatte che tendono a costruire il gioco partendo dal portiere. Se hai Maignan, ovviamente il tuo gioco si sviluppa intorno a lui, lo sappiamo. Lo stesso Milan, da quando poi ha Maignan, può sviluppare dal basso, può lanciare sulla punta direttamente dal portiere. Insomma, quello è un punto chiave, è un momento chiave della costruzione del gioco di Galtieri. In fase non possesso invece prediligono il pressing alto, la marcatura uomo, e questo è importante. Ha utilizzato spesso i moduli 4-2-3-1, 4-4-2, 3-4-3 e 3-4-1-2, insomma li fa tutti. Se andiamo a vedere poi nello specifico la media punti, qui non la porta, però porta la percentuale delle vittorie in totale nella carriera. Non è una media proprio esaltante, perché arriviamo a 46, ovviamente 68% di percentuale di vittoria quando alleni il Paris Saint-Germain, e così. Ma per quanto riguarda il Lille, nel momento in cui vincono fanno un 60% di vittorie, 29, 13 e 7 sconfitte in totale nella stagione. Nel campionato 24 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte. 3 sconfitte, massimo 3 sconfitte se vuoi vincere lo scudetto, e così in tutti i campionati. E andando a vedere poi nello specifico, ho trovato questa analisi tattica, però questo Lille non è quello che ha vinto il campionato, e va bene anche che noi analizziamo questo qui, perché è il momento di crescita di Galtier, che poi magari l'ha cambiato, però l'idea che in base ai giocatori che lui ha sviluppa poi un gioco considerando le caratteristiche dei giocatori, secondo me è la cosa più importante per l'allenatore che verrà, perché chi deve venire deve sapere che questo giocatore qua deve avere una certa libertà, deve sapere che questo giocatore qua sa venire all'interno e sa fare più cose. Quindi qua noi vediamo che l'offensivo 2-3-2-3 lo possiamo vedere tranquillamente anche con il Napoli. Di base è un 4-4-2. Questo Lille è il Lille che ha Gabriel in difesa, Gabriel che lo ricordiamo ci interessava moltissimo, ritornerà. Vendono chi? Andiamoci a prendere Gabriel, che però nel frattempo è andato all'Arsenal. Ritornerà, me lo scriverete voi nei commenti. E quindi c'è Maignan, c'è Renato Sanchez, André, e qua abbiamo Osimhen che affianca la prima punta Rémy, e questa è una notizia interessantissima. All'epoca Osimhen si stava ancora sgrezzando, ok? Noi adesso lo sappiamo come prima punta e non c'è problema, però con Galtier, ecco perché magari poi escono pure le notizie che Osimhen non è contentissimo di Galtier, ma questo è un altro paio di mani. Con Galtier noi possiamo addirittura ipotizzare un Napoli a 2 punte con Simeone
e Osimhen. Allora qua diventa eccitante la situazione, perché di oggi la notizia del rinnovo di Simeone a Safamaron. Si continuano però, mentre leggiamo la notizia del rinnovo, si continua a parlare che Lotito chiede informazioni a De Laurentiis, approfittano dei funerali per parlare di Simeone. Voglio assolutamente che si smentisca questa cosa. Simeone è imprescindibile nel Napoli, perché è un giocatore che ha fatto dei gol pesantissimi giocando pochissimo, e con un Galtier potresti addirittura ipotizzare, sempre che nessuno si venga a prendere Osi, che possano giocare insieme in un 4-4-2 con Osi che può girare intorno. Si dice il contrario quando si va a parlare di Simeone vice Immobile, possono giocare anche insieme, Simeone fa i cross per Immobile che finalizza, potrebbe essere il contrario. Ma non vogliamo parlare della Lazio assolutamente, dobbiamo parlare del Napoli. E qui vediamo, aveva Remy veloce, atletico, cinico sotto porta, e sappiamo che all'epoca Osimhen era meno cinico sotto porta e lo è diventato un po' di più quest'anno. E adesso andiamo a vedere nello specifico come si muove. Questa è la fase di possesso di questo Lille che arrivò quarto nell'anno del Covid, quindi è difficile fare delle cose, però è importante vedere come si muovono. Qua possiamo immaginarceli tranquillamente. Difensore centrale qua sarebbe Kim o chi per lui. Qui abbiamo Rachmani, qui abbiamo Di Lorenzo, il mediano che potrebbe essere Lobotka, esterno basso Mario Rui, mediano 2 immaginiamo Anghissà, esterno alto a sinistra dovrebbe essere Kvara, esterno alto a destra potrebbe essere Elmas nella figura di Renato Sanchez, quindi uno che sa stare al centro e può andare anche sull'esterno. Seconda punta Osimhen, prima punta Simeone. Io così la leggo se Galtier dovesse venire a fare questo schema in fase di possesso con il Napoli attuale. Ovviamente si può tranquillamente fare Osimhen prima punta, perché lo è diventato a tutti gli effetti ed è devastante, con Raspadori subito dietro, e quindi abbiamo uno sviluppo che si può anche chiamare 4-2-3-1 ed è interessantissimo. Quello che facciamo vedere qui nella fase di sviluppo, idem si può dire. In questa circostanza i due esterni alti si accentrano per ricevere il pallone da Renato Sanchez, vedi, i due esterni che si accentrano e si possono fare, creando allo stesso tempo lo spazio per l'avanzata dei terzini. Una volta ricevuto il pallone, le due ali o imbucano centralmente per le punte o premiano la sovrapposizione degli esterni bassi che poi vanno il cross dalla fascia. Niente di pazzesco, ma è semplice da immaginare. Quindi abbiamo la fase di non possesso, dove vediamo una linea di 4 in difesa, una linea di 4 a centrocampo e i due. Questa cosa qui la fa anche Spalletti uguale, perché i due dobbiamo immaginare, invece di Osimhen che vedete qui, questo è Zielinski e questo è Osimhen, quindi l'abbiamo fatto uguale. Kvara, Lobotka, Anghissà, qui Elmas, Lozano, Politano, Di Lorenzo, Rachmani, Kim e Mario Rui. Niente di che, non deve stravolgere niente. Galtier avrà sicuramente l'esperienza per poterlo fare. Ricordiamo che è stato al Nizza, poi è stato al Lille. Stare al Paris Saint-Germain, che è una squadra, lo dicono tutti, è inallenabile, perché poi ti devi anche confrontare con dei campioni che fanno quello che vogliono in campo, e se devi gestire, devi saper gestire uno come Messi, uno come Neymar, uno come Mbappé, che non ritornano nella fase difensiva, non la fanno. Vincere al Paris Saint-Germain non è così scontato. Arriva un momento in cui i giocatori la decidono da soli la gara, e quindi è difficile immaginare schemi precisi con questi campioni in fase di possesso, ma in fase di non possesso devi trovare degli accorgimenti, perché sei 3 in meno se li fai giocare tutti e 3, e quindi l'idea che questo allenatore abbia anche gestito queste personalità forti è importante, perché se ci fosse il pericolo che qualcuno dei nostri molto giovani si sente io ho vinto, tu chi sei, hai allenato in Francia, io ho avuto Spalletti, io ho vinto qua, so cosa devo fare, me l'ha detto Spalletti, serve uno che li prenda e gli dica guarda, io ho allenato Messi, io ho allenato Mbappé, quindi ascoltami bene perché so quello che dico. Quindi le conclusioni, i punti di forza della squadra sono senza dubbio l'aggressività nel riconquistare il pallone, che è un punto importantissimo di Spalletti, la riaggressione veloce, visto che giochi in attacco, se riaggredisci quando la perdi e gli avversari si allargano perché cercano di farti il contropiede, se tu la recuperi subito li trovi scoperti, quindi questo è importantissimo. Rapidità nel costruire le azioni di attacco, il Napoli che gioca sopra ritmo. Una volta recuperata in palla, infatti il Lille è in grado in pochi secondi di far male per vie centrali o innestare la corsa degli esterni alti e terzini sulle fasce. Da un lato dunque servono velocità e tecnica per disinnescare il pressing aggressivo della formazione transalpina, dall'altro bisogna essere reattivi nello stroncare le azioni di contropiede o nello scappare agli
all'indietro. Questo per i nostri avversari. I punti di debolezza invece sono rappresentati dal fatto che, a causa del baricentro alto e dell'aggressività, qualora il pressing non riesca e l'intensità di gioco diminuisca, il Lille lascia parecchi spazi alle spalle della propria difesa. Uguale a Napoli, ragazzi, ma ricordiamoci quello che ci è successo con il Milan. Il buco, la voragine centrale. Se non fai bene il pressing ti prendono. In particolare la spinta costante dei terzini sulle fasce resta costantemente attaccabili le corsie esterne da loro lasciate sguarnite. Nella sfida con il Leone i maggiori pericoli sono venuti proprio lì, in tutte quelle circostanze in cui gli avversari non sono riusciti a scavalcare la prima linea di pressione e andare in profondità. Insomma, è chiarissimo, ecco perché tu poi ti spieghi come magari gli esterni. Kvara è un uomo a parte, è un alieno a parte. Bene che Kvara ci abbia detto che non partecipa all'Under 21 e ha proprio Kvara si guarda i video e lascia i like, perché io che cosa vi ho detto? Kvara è stanco, Kvara è semplicemente stanchissimo, lo ha ammesso pubblicamente, la stagione è lunga, mo mi devo riposare, e quindi ha detto questa cosa qui e God bless him. Quindi Kvara è un giocatore a parte che poi diventa anche performante in attacco. L'altra fascia, ecco perché i vari Lozano, i vari Politano hanno segnato di meno, perché devono dare una mano visto che poi il baricentro è così alto. Certo, quando hai Kim ti senti un po' più tranquillo, un po' più sicuro, quella situazione va capita, perché adesso le notizie dell'ultimo periodo dice se il Manchester United non fosse più interessato, adesso si parla insistentemente del Bayern di Monaco. Dobbiamo vedere, però dobbiamo capire tantissimo quella che è la situazione anche di Osimhen, perché qua si deve capire. ADL va a parlare con gli allenatori gli possono chiedere in un ipotetico scenario: buongiorno Rodrigo. Mi interessa il Napoli, bella piazza, tutto a posto. Chi è il direttore sportivo? Io conosco Giuntoli che si è venuto a prendere Osimhen a Lille, per esempio, così. E lui sempre, perché è ancora sotto contratto, ho letto così. Sì, ma veda, noi stiamo facendo lavorare Micheli. Va bene, allora mi presenti Micheli. Io devo capire, nel caso in cui qualcuno viene con 130 milioni e si prende Osimhen, chi ha intenzione di prendere Micheli? Micheli ha già contattato un Jonathan David, per capirci. E quindi ecco perché io sono in difficoltà, perché il Napoli può dirci sì, ho scelto l'allenatore, però l'hai scelto con un direttore sportivo? L'allenatore deve sapere chi è il direttore sportivo? Oppure tu ADL hai deciso, guarda, ho capito come funziona, tengo gli appunti, mi servono solo dei tecnici che vadano a operare dove io ho deciso già di operare, lo sto facendo io il mercato, si fidi di me, si fidi di me. E a quel punto dobbiamo vedere quale allenatore si fida assolutamente, se vuole mettere bocca, un po' come Benitez all'epoca, oppure se accettano tutto. Non è facile per profili altissimi che si sono comunque confrontati con squadre importanti. Vedi il Paris Saint-Germain. Di conseguenza, questa è la riflessione generale che sto facendo un po' con tutti. All'epoca di Gattuso, ultima partita del Napoli-Verona, ce lo ricordiamo, era il 23 maggio. Spalletti viene presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Napoli il 29 maggio, dopo 6 giorni. Veniamo a sapere poi da De Laurentiis che Spalletti era già stato contattato a gennaio, quindi tutto quel discorso con Seisao sta arrivando così è un divertimento di ADL che è durato una settimanella. Si è divertito il famoso depistiamo, a dare delle notizie in pasto ai giornali che ci cascano con tutte le scarpe come sempre, però si è divertito solo una settimana, poi ha presentato l'allenatore e siamo andati avanti. Adesso, se facciamo partire il discorso, metti che De Laurentiis sarà convinto di continuare con Spalletti, però arriva la cena il 12 maggio, arriva la cena, di conseguenza dal 13 maggio Spalletti ha deciso, De Laurentiis ne prende atto ed è da lì che cominciano poi le varie telefonate, i vari contatti. Sono 10 allenatori, sono 20, sono 40, sono 49 e aumentano sempre di più. Adesso ci dicono che Zidane ha comprato una villa, adesso ci dicono un telespettatore, un radioascoltatore invece dice è Fabio Grosso, è inutile che parlate, adesso danno l'annuncio stasera. Ognuno si diverta. Questa notizia qua, che ovviamente viene presa perché mi sono fatto tutto il video in piccolo, non fa niente, l'importante era fare l'analisi tattica di Cartier. Questo è quanto il Napoli deve risolvere questa situazione, secondo me a partire dalla figura del direttore, perché altrimenti lì crei dei dubbi ad alcuni profili di allenatore. Ecco perché secondo me qualcuno, più di uno, ha detto no.
ad ADL, e ADL ci sta mettendo, adesso siamo dalla cena, siamo a oltre un mese di attesa. Non c'è fretta, qualcuno dice meglio andare piano che sbagliarlo, va benissimo, però dobbiamo cominciare a lavorare perché il nuovo allenatore in concerto con un nuovo direttore sportivo deve fare la squadra, deve capire se parte Kim chi ti devi prendere, se parte Osimhen chi ti devi prendere, come migliorare la squadra che ha vinto lo scudetto, tutti discorsi che non si possono fare senza tutte le figure professionali belle stabilite, magari con un contratto lungo, così hanno più voglia di fare il bene del Napoli a lungo termine, perché anche se costringi un Giuntoli scontento, quanto bene ti può lavorare se è scontento. Quindi il discorso che fa DL è giusto, non possiamo trattenere nessuno, è giustissimo così, però poi dici Giuntoli c'ha il contratto, io trattengo quello che trattengo, e lì si crea un imbarazzo che nel Napoli potrebbe andare peggio, peggio per noi. Non è un vantaggio trattenerlo e non è un vantaggio aspettare così tanto. In chiusura vi volevo fare vedere, perché mi stavo dimenticando tantissime cose da dire e mi sono fatto prendere, e il video è lunghissimo, ma non fa niente. Così mettono in campo quelli della Ligue 1 il Lille che poi batte 0-1 il Paris Saint-Germain. Vedete la difesa a 4, vedete due mediani e vedete questo è a tutti gli effetti un 4-2-3-1 con Iconé che però è libero di andare in questa zona, e infatti con Renato Sanchez che si abbassa, e infatti vedete questo secondo screenshot che è il momento del gol di Jonathan Davids, è un contropiede fulmineo, insomma un lancio di Renato Sanchez che arriva ad Iconé, che scatta e frega sul tempo la difesa del Paris Saint-Germain, che sappiamo che si scocciano di difendere. Il cross arriva e al rimorchio c'è Jonathan Davids, e qui c'era un altro giocatore che stava riempendo l'aria. Bene riempire l'aria, bene avere sempre più di uno, perché se lasci l'attaccante da solo sei meno pericoloso. Quindi così arriva il gol che poi in questa partita 2 o 3 miracoli Magnan li fa, quindi li dobbiamo tenere presenti. Insomma, direi che da New York Valerio Fluido è tutto. Chissà se sarà lui, perché ci sono tantissime altre possibilità e non abbiamo certezze, quindi inutile darle per certo. Noi aspettiamo, nel frattempo sappiamo che, almeno per quanto mi riguarda, questo è un profilo che è tatticamente interessante. Come uomo non lo sappiamo, perché se come uomo qualcuno come Frey ci dice umanamente non mi piace assolutamente, escono anche notizie, un Rashis, insomma notizie, ma dobbiamo guardare anche alle spalle, al passato. Se ci ascoltavamo la serie TV su Totti di Spalletti avremmo saputo che era un uomo che non meritava, oppure Gattuso è stato sessista. Insomma, questo poi lascia il tempo che trova, lo dobbiamo vedere col nostro stemma addosso e come parla a tutti noi e come si confronta con gli addetti ai lavori. Da New York Valerio Fluido è praticamente tutto, penso che vi ho fatto una testa così. Lasciate like se trovate questo tipo di approfondimento interessante. Io continuo a studiare, perché come fa Paolo Del Genio posso prendere degli spunti da qualcuno che sta parlando e lo sta descrivendo, ma mi fido poco, e quindi se diventa poi ufficiale Galtieri io comincio a guardarmi le partite, non gli highlights, le partite del Lille per capire e per rendervene conto. Quindi così si fa il lavoro se si vuole fare. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.